Cari telespettatori, rieccoci insieme. Noi come sempre affrontiamo le problematiche che ci sono sul nostro territorio, anche quelle non necessariamente strettamente di cronaca, lo facciamo con i nostri ospiti. Ci siamo lasciati poco tempo fa con gli argomenti relativi all'agricoltura con la CIA del Veneto. Torniamo con la CIA del Veneto a parlare in collaborazione con Pescagri anche del settore pesca e poi affronteremo la questione dei prezzi in agricoltura. Ci avete sollecitato più volte e comunque CIA Veneto ci tiene a fare il punto, far chiarezza su queste polemiche che sono in atto, e in questo momento si parla tanto di prezzi di prodotti in generale alla vendita al pubblico, per cui è anche doveroso dare delle spiegazioni, come anche doveroso dare delle spiegazioni scientifiche, come vuole darle appunto Pescagri e anche la CIA relativamente alla questione dei pescatori della zona, del territorio del Veneto, ma non solo, a livello nazionale. Emergenza quale? Ne parliamo con Maurizio Antonini, direttore generale della CIA del Veneto. Ben ritrovato, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. E poi questa volta da remoto, dalla lontana Cagliari, abbiamo il piacere di essere collegati con Marilena Fusco, ben ritrovata, segretaria nazionale di Pescagri CIA. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei. Tra l'altro l'abbiamo interrotta nei lavori perché lei si trova a Cagliari per un convegno proprio di Pescagri di caratura nazionale. Sì, un corso di formazione del settore ittico e dell'acquacoltura che noi come Pescagri CIA riserviamo a tutti i colleghi delle varie regioni, proprio per l'approccio verso il pubblico sulle varie tematiche, sulle varie problematiche riguardanti il settore. Perfetto, poi segretaria ci collegheremo naturalmente con lei. Intanto io vorrei proprio far capire anche ai nostri telespettatori, sia addetti ai lavori, visto che ci sono molti del settore che ci seguono, ma anche cittadini normali che poco ne sanno o sanno per sentito dire o per aver letto magari sui social, qual è la situazione della pesca nel nostro territorio. Poi Marilena Fusco può farci anche una panoramica nazionale, perché sappiamo che non è, i problemi non sono solo nostri, purtroppo. Però intanto per quel che ci riguarda, direttore. Innanzitutto bisogna ricordare ai nostri telespettatori che la pesca è un settore importantissimo nel Veneto, è la prima marineria a livello italiano e quindi la pesca oggi ha un ruolo determinante sia per quanto riguarda il numero delle imprese che vivono di pesca, 3.800 sono nel Veneto, sia anche per la quantità di pesce che oggi il Veneto è in grado di commercializzare. Oggi, soprattutto nella parte veneziana e anche nella parte di Rovigo, quindi Scardovari, tutta quell'area del delta del Po, abbiamo un grosso problema. Il grosso problema si chiama granchio blu, è un granchio praticamente che va ad infestare le nostre acque e soprattutto sta creando una grossa difficoltà nei nostri pescatori, ma soprattutto per i pescatori di vongole, per i pescatori nostri dei crostacei, che vanno appunto ad ammazzare, ad eliminare un'intera pesca. Oggi il danno dei nostri pescatori è pari quasi all'80% della produzione complessiva e purtroppo questo danno si aggrava anche il prossimo anno, perché il granchio blu va ad eliminare anche tutta quella parte di allevamento di cozze ed altro anche del prossimo anno. Quindi una situazione difficilissima che ha messo a carità 1.400 imprese peschiere della pesca e che oggi 1.400? Sì, cioè non stiamo parlando a livello Veneto? A livello Veneto, e che vivono in una difficoltà difficilissima. Su questo dobbiamo trovare delle soluzioni, dobbiamo intervenire anche con importanti finanziamenti per far sì che queste aziende possano resistere, possono avere questa possibilità di questo periodo di lavoro. Abbiamo necessità di capire anche in che maniera e in che modo si sconfigge il granchio blu. Però su questo la nostra amica Marilena è molto più specifica su questo, in quanto faremo anche un convegno specifico con biologi per determinare per capire la soluzione, che è una soluzione anche tecnica e anche universitaria. No, che tra l'altro magari potrebbe essere lo spunto, perché in questo momento sono venuta a conoscenza appunto di questo convegno che ci
sarà prossimamente, se non erro a Porto Viro, il 9 ottobre pomeriggio, che è per addetti ai lavori, però siccome si tratta di cultura, di informazione, sarebbe bello proprio avere l'opportunità di agganciare un biologo o qualcuno per poi rendere partecipe di quanto ne emerge qui da noi in trasmissione, poi in prosieguo di tempo, e può essere un po' uno spunto per avere sempre maggiori informazioni tecnico-scientifiche, perché c'è ancora molti dubbi, perplessità, non c'è tanta chiarezza, no? Sì, sì, assolutamente. Dall'inizio no, si pensava che anche una delle soluzioni poteva essere quella culinaria, che ci sta anche, però non è quella la soluzione. La soluzione è quella di sconfiggere il granchio, ma soprattutto dare la possibilità ai nostri pescatori di pescare quello che oggi loro sanno fare, che sono le cozze, sono le vongole, e sono quei prodotti che per diversi anni, soprattutto negli ultimi anni, la Regione Veneto, ma tutto il sistema ha speso anche a livello economico per la valorizzazione di questo pesce. Quindi per questo dobbiamo valorizzare questo tipo di pesca e valorizzare soprattutto l'attività del lavoro dei nostri pescatori. Ecco, qua vediamo delle belle immagini di questo granchio blu, per chi non l'avesse ancora visto in giro e soprattutto visto in azione nel suo habitat naturale. È particolarmente un animale particolarmente nervosetto, diciamo così. È molto aggressivo e distrugge intere colonie di pesce. Marilena Fusco, segretaria, ci racconti un attimo di questa specie aliena, si può definire una specie aliena, un po' anche come è arrivata, quali aree ha popolato maggiormente, se il problema è diffuso solo principalmente per quel che riguarda le produzioni venete o anche altrove, e come viene affrontato, perché sappiamo per esempio che negli Stati Uniti è considerato un cibo prelibato e c'è da lungo tempo, forse viene proprio da là, è così? Allora, diciamo che il granchio è arrivato, come spesso succede con appunto queste specie aliene, diciamo, nei fondali delle navi che hanno approdato nelle nostre acque italiane. Il granchio, io non sono un biologo, ma frequento i biologi proprio per mestiere, e mi hanno detto che questo granchio ha trovato terreno, diciamo, acqua fertile proprio nelle lagune, in questa nostra, diciamo, nelle acque lagunari che sono delle acque salmastre. Infatti il proliferare di questi granchi è stato proprio nelle nostre lagune, ma non solo nelle nostre, perché purtroppo anche la laguna di Orbetello in Toscana è veramente allo stremo. C'è un'emergenza che diventa non solo un'emergenza ambientale, ma a questo punto diventa un'emergenza sociale, perché se noi pensiamo che solo in Veneto ci sono, come diceva il direttore Antonini, 1400 addetti ai lavori, e perciò non dimentichiamoci mai che dietro i 1400 addetti ci sono delle famiglie che sono già veramente allo sbando perché hanno investito, hanno speso soldi per la semina, e oggi vanno per tirare su le vongole veraci, che sono un'eccellenza nostra a livello nazionale veneto, e non trovano niente, ma trovano o delle vongole vuote, ma delle ceste piene di quintali di questo granchio blu, che è invasivo, mentre prima si pensava solo con le vongole, adesso con le cozze, ma addirittura vengono tirati su anche purtroppo degli esemplari di ittiche di pesce mangiati da questi granchi. Ora, addirittura del pesce? Questo non so, anche il pesce? Sì, anche del pesce. In più delle reti rotte, insomma, veramente è preoccupante. Per questo noi come pescateri, come CIA, ancora nel momento dove è stata lanciata questa emergenza, anche se insomma, il governo diciamo in 2 mesi ha stanziato circa 13 milioni di euro per lo smaltimento, per la cattura, eccetera, però in questo caso si chiede, lo chiede il Veneto, l'emergenza che però in questo momento non ci sono i presupposti giuridici, questo ci è stato risposto, per dichiarare uno stato d'emergenza.
Certo è che l'emergenza c'è perché qui, come mi ripeto, 1400 addetti, altrettanti se non di più, perché Pescagri è un'associazione a livello nazionale. Noi abbiamo continuamente delle notizie che sono veramente allarmanti e sono quelle dei nostri vicini di casa dell'Emilia Romagna, Goro, Gorino, Comacchio e tutte le altre zone dove c'è l'allevamento. Perciò parliamo di migliaia di addetti, migliaia di famiglie, è un'emergenza sociale a tutti gli effetti. Non vogliamo criticare chi parla solo di ricette bellissime, adesso si va nei ristoranti, si trova nei menù anche il granchio blu, però il nostro slogan, ma perché siamo vicini agli operatori, è insomma basta parlare di ricette. Chi vorrà mangiare il granchio lo mangerà, chi lo vorrà cucinare lo cucinerà, noi non abbiamo niente in contrario, ma dobbiamo veramente ascoltare gli esperti, cioè quelli che sono veramente in grado di darci delle valutazioni, delle notizie, ed è per questo che noi stiamo organizzando veramente con dei relatori di eccellenza, biologi, esperti tecnico-scientifici, un convegno pubblico, perciò aperto a tutti, nella sede del Parco del Delta lunedì 9 ottobre alle ore 16, dove noi non abbiamo la presunzione di dire qual è la soluzione, ma vogliamo metterci a disposizione con questi esperti, tra cui alcuni anche internazionali, che hanno avuto già questo problema, come la Spagna negli anni passati, con il fiume Ebro è stato così assalito da questi granchi blu, verranno a parlarci. Infatti il nostro convegno dice esperienze, analisi e proposte. Vogliamo ascoltare, vogliamo capire, c'è una parte tecnico-scientifica importante, c'è la parte istituzionale che non deve mai mancare per accompagnare tutto il percorso, la politica, le istituzioni, le autorità civili, militari e politiche, e noi come Pescagri CIA Veneto siamo lì ad ascoltare per capire che supporto dare e farci sentire vicini. Assolutamente. La interrompo un attimo, praticamente il collegamento sta anche venendo meno, però proprio puntuale con la pubblicità. E allora voi telespettatori restate con noi, sempre canale 19, parliamo appunto di problemi della pesca per tantissime famiglie che lavorano di questo, per un prodotto, per un cambiamento, poi come può adattarsi questa specie aliena, quali altre conseguenze e ripercussioni, ma parleremo anche di prezzi dei prodotti agricoli, quindi voi potete intervenire. Seguiteci, restate con noi.